Buon pomeriggio a tutti qui dal Palamura di Canicattì e benvenuti alla sesta giornata del campionato regionale di Serie C1 di calcio a 5 Girone A. Benvenuti a Città di Canicattì contro 3M Calcio a 5. Un saluto qui da Gabriele Rispetto, una partita che può rivelarsi sorprendente, così come al tempo stesso potrebbe essere una di quelle partite dove il 3M può prendere fiducia per lo slancio di questo autunno/inverno che per molti designerà queste geometrie, queste gerarchie del Girone A del campionato di Serie C1 di calcio a 5. Andiamo quindi con le distinte. Il Città di Canicattì oggi che schiera solamente 8 giocatori. C'è il portiere Giuseppe Tavella e poi Gangemi, Sebastiano e Francesco Foti, Caico, Biasco, Martinez e Brancato. Una soluzione ovviamente dettata da un periodo di crisi per mister Di Leo. Al tempo stesso, altra parte del campo, il 3M in grande spolvero. Mister Mosca, in porta ci sarà Tripoli, assieme a lui Nicolosi che però partirà dalla panchina, e poi come giocatori di movimento affaticato Calvaruso, Montevago, Amici, Pitarresi, La Rosa, Baucina, Gioelli, Ricotta e Minnone. I direttori di gara di oggi saranno il signor Di Bono della sezione di Trapani, il signor Saraceno della sezione di Siracusa. Crapanzano invece sarà l'addetto al cronometro, anche lui arbitro federale che proviene dalla sezione di Agrigento. Manca davvero poco all'inizio della sfida, ricordando che è valida per la gara numero 6 del campionato di Serie C1, ricordando al tempo stesso che può essere importante per entrambe le squadre. Oggi una delle due si stapperà in qualche modo. I Canicattì infatti a 0 punti in classifica dopo 4 giornate su 5 disputate, perché è saltata l'ultima a causa dei pesanti acquazzoni che ci sono stati dicevo, la provincia di Trapani. Palla è adesso per il 3M con La Rosa. Poi La Rosa trova il tiro, adesso parte, ripreso facilmente il pallone. Qua la corsa provata da Canicattì, provato qui l'incursione il numero 3 Gangemi, ancora La Rosa, Amici, La Rosa, per insistere il numero 13, affaticato, tiro potente ma che finisce sul fondo. Siamo molto vicini all'azione, è molto piccola la palestra intitolata a Mario Mura. Va allontana adesso il portiere padrone di casa a cercare la corsa del numero 17 Mario Martinez. Adesso c'è qualche problema, richiamato all'ordine un componente della panchina di mister Di Leo. Panchina, lo ricordiamo, poco volta a causa delle tante assenze in casa Canicattì. Adesso si perde ancora un po' di tempo.